qui un altro ragazzo nuovo che vuole esibirsi per Che voi. si chiama Carmelo. No, non si chiama Carmelo. Io mi chiamo Concetto. Come ti chiami? Concetto. Bellissimo. Concetto? Sì. Concetto normale o concettino? Concetto normale. Concetto Per normale. piccolino mi chiamano Concettino. Avvicinati il microfono così ti sentono meglio e poi girati senz'altro. Così, bravo. Prego. Allora, concettino, concetto. Concetto. Quanti anni c'hai? Io ho 24. Di dove sei? Di Catania. Di Catania. E come mai sei qui a Trapani? Avvicinati il Mi microfono. piace Trapani e sono venuto qui. A Trapani. A fare che cosa, scusa? Che cosa? A visitarlo. Che? A visitarlo, non ci sono stato mai. Scusa, non ti ho capito, ripeti. Allora, forse sto a chiacchierare. Siccome io non ci venuto mai, Sì, però girati perché c'è. Vedi, i telespettatori ti vogliono guardare. Guardandoli, dai. Che hai detto? siccome io qui non ci venuto mai, Non ci sei mai venuto. sì. E quindi mi fece una passeggiata. Fino a Trapani. Fino a Trapani. Da Catania. Da Catania. Hai passeggiato molto allora. Sì, 3 ore di macchina. 3 ore di macchina. Ascolta, sei single. Single. Single, non sei sposato né No. fidanzato. No. Quindi teoricamente saresti in cerca dell'anima gemella. Certo. Sì. Come dovrebbe essere una ragazza per piacerti? Guarda sempre lì. Allora, Allora, mettiamoci più qua. sì, io sono un po' Sì, timido. devi guardare sempre lì però, concetto. Io sono un po' timido. Timido. Sì. Continua. Quindi, l'anima gemella come dovrebbe essere sta ragazza? Come la vuoi? Bionda, bruna, lunga, corta? Come dovrebbe essere? Grassa, magra? Deve essere grassa. Ti piace grassa? Certo. Molto grassa? Certo. A me Parliamo di chili. chili circa 120, 130. Aia, 120-130 kg. Ti piace la carne allora? Di como. Sei amante della carne? Di como. Devi guardare sempre là, concetto. A me mi... Devi farti il concetto di guardare lì. Allora, ora mi faccio concetto. Esatto. Allora, a me mi piacciono, posso parlare? Sì. Parla. Mi piacciono con le tette grosse. Allora, una donna di 120 kg, scusa, le tette le puoi avere mai piccoline? Deve essere, giustamente, adattata al suo peso. Sì. Quindi, naturalmente, una donna di 120 kg deve avere magari ogni singola tetta quanto la tua testa, almeno. Più o meno. Esatto, quindi ti piacciono così. Sì. I peli ti piacciono? I peli. I peli? I peli. No, i Guarda sempre lì, concetto. I peli no. Non ti piacciono i peli? Invece di pelata. Devi là. Vabbè. Parliamo ora di forme. Che forme dovrebbe avere? Una forma giusta. Tipo? Che so. Che lei mi mette in imbarazzo. Sì, ma devi sempre guardare lì, concetto. Non devi guardare me, lì devi guardare. Allora. Allora che? Lei mi mette in imbarazzo. Ti mette in imbarazzo. Va bene, parliamo invece di capelli. Il colore dei capelli, come li dovrebbe avere? I capelli devono essere neri. 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 Ti piace una donna di 120 kg con i capelli neri Sì. e le tette grosse. Sì. Poi continuiamo. Poi quelle grosso, Cosa? quello rosso. Beh, logicamente, scusa, una donna di 120 kg può mai avere il sedere piccolo? Bisogna vedere solo la succa. E se no sarebbe, scusa, ET, extraterrestre. Deve essere tutto proporzionato. Una donna di 120 kg deve avere le tette grosse, sedere grosso, tutto grosso deve avere, giusto? Anche la testa grossa. La testa la vuoi piccola? Giusto, no, capelli poi. Devi sempre guardare lì. Va bene, continuiamo. Prego. Devi lavorare questa ragazza. No, Non devi lavorare, devi essere casalinga. certo. E soprattutto pensare a te. Beh, se ci sono bambini, a futuri bambini. Esatto, devi guardare sempre là. Sì. Va bene, e poi parliamo di un'altra cosa. Tu che hobby hai? Ho un hobby di pesca, Di pesca, sei pescatore? dilettante. Ti diletti, diciamo, a pescare? Sì. E di solito che pesci prendi? Sempre guardiamo sempre lì. Pesco mazzoni. Chi? I mazzoni. E chi so? No, pesciolini piccoli. Che si chiamano mazzuni? Mazzoni. Mazzuni? Mazzoni. Mazzuni. E come si mangiano? Devi guardare là, concetto. Allora, concetto. Oh, i mazzoni si fanno fetti. I mazzuni. I mazzuni. A che pesci somigliano praticamente? Tipo i scazzoboli. Chi? Mazzuni, zubboli. Sono pesci nuovi. Quei pesci, siccome io non ce la faccio parlare in italiano, Sì. parlo academici. Esatto, zubboli. Voi conoscete gli zubboli? I mazzuni li conoscete? E quindi non è che sono solo io. Che Sta sono? dicendo un po'.
Vabbè, elencami qualche tipo di pesce che io possa conoscere e anche qui gli amici di... Una volta ho avuto un culo così, ho preso una spinotta. Una spinotta? Sì. Ah, credevo che il culo così fosse qualche tipo di pesce che noi conoscevamo. Spinotta. Vabbè, quindi le spigole le prendi pure lo stesso. Una volta no. Vabbè, oltre a questo, che altri tipi di hobby hai? Come passi il tempo nella giornata? Che fai? Lavorando. Hai detto che tu fai di lavoro? Muratore. Il muratore, quindi non l'avevi detto. No. Sei bravo a fare il muratore? Sono manuale. Il falegname lo fai pure? No. Il falegname niente, No. solo il muratore. Sono muratore. E che cosa costruisci? Guarda sempre lì. Io costruisco case. Case. E poi? Poi basta. Solo case oppure costruisci quello che ti dicono? Quello che mi dicono di fare faccio. Quello che mi dicono di fare faccio. Quindi se ti dicono di costruire qualcosa tu la costruisci? Bisogna vedere cosa, sempre del campo edilizio. Certo, va bene. Costruisci anche recinti? Sì. Scalini? Sì, scale, pareti, Balconi? balconi, tutto. Finestre? Perché c'è... Davanzali? Sì, siamo noi, l'appartamento. Va bene, concetto. Un'ultima cosa, sai raccontarci qualche barzelletta? Non mi viene niente in mente. Niente. Sai fare qualche imitazione? Che volevo fare? No. Devo cantare queste canzoni. Canzoni, sai cantare canzoni? Vabbè. Sempre se me la E ricordo. allora facciamo una cosa, più tardi ti faccio cantare una canzone. Cantiamo Rose Rosse per te. Rose rosse per te. Adesso dai ora! Ora purtroppo non si può perché dobbiamo fare un'altra cosa. Però adesso Ok? mensa, adesso tutta male. Lo so. Allora più tardi te la faccio cantare, ok? Allora un applauso per Concetto. Grazie. Ok? Ciao, ciao Concetto. Buonasera. Ciao. Oh yeah.